Nelle terapie intensive invece abbiamo soggetti giovani, non vaccinati, e così pure nelle semi-intensive. Abbiamo 2 donne in gravidanza attualmente ricoverate in terapia intensiva. Età media sempre più bassa nelle terapie intensive e subintensive dell'azienda ospedaliera, dove in totale sono ricoverati 14 pazienti per Covid. 11 sono non vaccinati, tra di loro 2 donne in gravidanza. Uno è un vaccinato con una sola dose e 2 sono anziani pluripatologici. Un bimbo di pochi mesi invece ricoverato in pediatria, mentre in area medica ci sono 23 persone. Il 70% non è vaccinato, mentre un 30% sono anziani con un quadro clinico pregresso delicato, che devono essere tenuti sotto osservazione medica. Si tratta di soggetti che senza vaccino potrebbero finire in terapia intensiva. Nelle aree mediche, parlo di malattie infettive, abbiamo ricoverato soprattutto anziani, quindi con un'età media attorno agli 88 anni, che oltre al Covid hanno anche tante altre patologie. Quindi la necessità da parte nostra di seguirli nella loro globalità di bisogni sanitari. Ecco perché pensiamo a sviluppare all'interno dell'area geriatrica una porzione, uno spazio proprio per gestire queste situazioni. Nell'ultima settimana il numero di positivi a Padova è rimasto alto rispetto alle altre province del Veneto, 209 casi rilevati nei 7.542 tamponi refertati in ospedale a Padova, tutti variante Delta. La fascia d'età più colpita, quella tra i 45 e i 65 anni. La settimana prossima l'azienda ospedaliera inizierà a chiamare i pazienti fragili per la somministrazione della terza dose, che avverrà con modalità simili a quella della prima dose, ovvero quasi sicuramente in ospedale. Questa prima tranche è composta di circa 20.000 soggetti. Con una chiamata diretta da parte dell'ospedale dei soggetti appunto fragili, in particolare trapiantati, immunodepressi, dializzati, oncologici. Con i nuovi provvedimenti di questa settimana salgono a 76 sanitari Novax sospesi, tra di loro anche i primi 2 medici.